Festa di San Calogero edizione 2018, dall'1 all'8 luglio prossimi. Quando manca ormai meno di un mese all'appuntamento più atteso dagli agrigentini, si registrano alcune novità che riguardano in particolare le due processioni del Santo lungo il tradizionale percorso. Anzitutto ci sarà un carrello al posto del mezzo a motore che finora ha consentito di trasportare la statua lungo le vie cittadine. Niente più camion quindi, e poi in aggiunta ci saranno tante fiaccole che serviranno ad illuminare il tragitto fino all'ingresso del santuario. Ma c'è un'altra novità di rilievo quest'anno e riguarda il coinvolgimento di altre confraternite e associazioni di Agrigento. In pratica, essendo San Calogero la festa di tutti, è giusto che tutti vi partecipino attivamente. Da qui l'iniziativa degli organizzatori di aggiungere tra le novità appunto quella di inserire le confraternite. Per quanto riguarda il resto del programma, è confermata l'uscita del Santo la prima domenica a mezzogiorno e alle 13 l'8 luglio. Per il 5 luglio è confermata la realizzazione della megatorta che verrà offerta davanti al santuario, mentre protagonisti del venerdì 6 luglio saranno l'attore Gianfranco Iannuzzo e i Tammura di Girgenti, con il patrocinio del Parco Archeologico.